Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vi suggerisco un esercizio che vi darà sicuramente delle soddisfazioni quando vi troverete in difficoltà durante comunicazioni telefoniche. Avviene infatti spesso che, soprattutto quando si comunica con i cellulari, la linea risulti disturbata e a volte la comunicazione diventi difficoltosa e magari state avendo una comunicazione e uno scambio anche importante. Anzi, a volte sembra proprio che più la faccenda sia importante e più la linea sembra essere piena di intoppi e ci metta insomma un po' i bastoni fra le ruote. Chiaramente dobbiamo tenere in considerazione alcuni aspetti. Il primo è legato proprio alla tensione che noi abbiamo nei confronti della comunicazione che sta avendo luogo. Dobbiamo ricordarci infatti che anche se non si vedono, le nostre emozioni emanano, hanno delle onde di vibrazione, delle vibrazioni, delle onde vibratorie che appunto possono interferire. Il motivo per cui interferiscono a volte è un autosabotaggio, a volte non vogliamo sentire determinate cose, oppure a volte sentire determinate cose potrebbe costituire un motivo per cambiare determinate cose. Mettiamo per esempio il caso in cui state parlando con qualcuno che magari a distanza vi fa un trattamento o una consulenza e state arrivando al cuore della cosa, ed è un esempio disinteressato, immaginate, e dunque mentre siete lì che state per avere la risposta, la voce comincia, cioè è tremendo. Le motivazioni sono varie. Come abbiamo detto, può essere una questione emotiva, la tensione può andare a interferire, ma può anche essere una difesa inconscia del nostro ego, cioè si può innescare un meccanismo per il quale non siamo veramente pronti a ricevere una soluzione, oppure la desideriamo così tanto a livello animico e il conscio, invece la parte egoica, teme una possibile variazione sul tema che potrebbe sfuggire al suo controllo e di conseguenza può crearsi appunto qualche disturbo. Ricordiamoci sempre che le situazioni che noi viviamo esteriormente non sono che l'oggettivazione di una nostra coscienza e probabilmente in quel momento la nostra coscienza è confusa, agitata, preoccupata e questa distonia interiore si manifesta soprattutto laddove i campi sono più predisposti alle interferenze, come appunto i campi eterici delle comunicazioni. Cosa fare allora in questo caso? Con il nostro bravo pendolino, il nostro ormai compagno, perché ogni scusa è buona per usarlo, per impratichirsi e per fare esperienza. Cominceremo a dare un moto antiorario concentrandoci sulla rimozione degli ostacoli, dei blocchi e di tutto quanto possa interferire nella nostra comunicazione telefonica. Poi lasceremo che il pendolino rallenti, dobbiamo ascoltare, la radiestesia non è altro che mettersi in ascolto. Dunque quando sentiamo che questo passaggio è completato e ci sentiamo pronti a passare al successivo, spingiamo invece in senso orario. In questo caso dobbiamo abbinare una visualizzazione, possiamo farla anche ad occhi aperti se ne siamo capaci, a occhi chiusi, basta che non ci sbattiamo il pendolino sul mento o sul naso. E mentre facciamo questo moto orario, immagineremo che un filo invisibile che collega il nostro telefono, il nostro apparecchio,
all'apparecchio della persona con cui stiamo avendo la comunicazione si illumini progressivamente, partendo dal nostro fino ad arrivare al telefono, insomma, del nostro interlocutore. Immaginando questo procedimento e questo passaggio, noi vedremo appunto come per esempio in un film, no? O in un cartone animato, proviamo a immaginare come a partire dal nostro telefono questo filo diventi sempre più luminoso, magari ha delle curve, delle salite, delle discese e a una velocità grandissima raggiunge l'altro e tutto questo percorso è luminoso e fortissimo, è saldo, indissolubile, che è appunto sicuro e assolutamente stabile. A quel punto ripetiamo la chiamata, cioè ci rimettiamo in contatto con quella persona e scopriremo e vedremo appunto che la nostra conversazione non avrà più ostacoli. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, fate l'esperimento, provatelo perché funziona. Del resto noi siamo in grado di interagire con la nostra volontà e tutto quello che dobbiamo fare sempre quando facciamo esercizi e quando ci impratichiamo con queste discipline è credere che quello che stiamo facendo avrà successo e ogni piccolo successo rafforzerà il successo successivo. Un gioco di parole, ma è così. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.